Siamo con il patrono dell'SD Imperia, Eugenio Minasso. Eugenio, siamo all'inizio di una stagione che a Imperia, la città, ha dato grande entusiasmo. Qual è la tua impressione? Ma la mia impressione e la mia speranza sia che questo entusiasmo continui, e la mia speranza sia anche che si possa giocare a porte aperte e quindi possa venire pubblico, perché questa è una squadra che l'anno scorso è molto forte, l'ha vinto il campionato, quest'anno è una buona squadra, un'ottima squadra, e però noi abbiamo sempre avuto un giocatore in più che è stato l'Imperia, i tifosi dell'Imperia che ci hanno seguito in trasferta e erano sempre numerosi allo stadio, quindi penso che, ed è una cosa che ho notato anche da altri giocatori che me l'hanno detto, il tifo dell'Imperia è fondamentale e hanno trovato un calore molto particolare, molto differente, quindi io mi auguro che si giochi a porta aperta e che gli imperiesi ci diano sempre quella carica, quella forza che può venire soltanto da una tifoseria come la nostra. Quindi io mi auguro questo e mi auguro di fare un campionato. L'anno scorso siamo partiti con velleità di promozione perché lo volevamo veramente fare, quest'anno vivremo virgolette un po' la giornata, la squadra è buona, ottima, e sono contento che sono rimasti molti giocatori dello scorso anno perché vuol dire che si sono trovati bene e quindi io sono convinto che faremo una gran bella figura. Poi quello che succederà, come ho detto l'anno scorso, lo potremo dire a fine stagione. Certo, la Serie D è un'altra cosa, un altro pianeta, ci sono delle squadre che sono sovradimensionate rispetto a noi, ma noi ce la metteremo tutta perché, come dico, abbiamo un pubblico appassionato, una città attaccata alla squadra e tanti giocatori che sono rimasti qua perché sono attaccati alla società, quindi questo è importante. Ecco, venendo proprio alla squadra, Eugenio, si è dato spazio alla continuità, come dicevamo prima anche con Mister Lupo e col direttore generale Alfredo Bencardino, una scelta societaria che però ha deciso di innestare giocatori di qualità per ogni reparto. Sì, abbiamo preso giocatori di grandissima qualità, perché ne abbiamo presi pochi, ma sono di grandissima qualità, i due, diciamo, il portiere e il centrale, che hanno giocatori che hanno giocato anche in Serie B, quindi parliamo di giocatori che per la nostra categoria sono un gran lusso. E poi abbiamo tanti giovani promettenti, perché è chiaro che una società come la nostra, ubicata in una zona dell'Italia come la nostra che è un po' fuori mano, diciamo che il sogno è sempre quello di avere giocatori giovani della zona che possano crescere e possano chissà un giorno costruire una squadra che però più locale, legata anche alla bandiera, legata ai colori, quindi secondo me potrebbe essere da un certo punto di vista un vantaggio economico, ma da un certo punto di vista quando tu giochi per una squadra che è la squadra non della tua città ma della tua zona, secondo me è tutta un'altra passione, tutta un'altra voglia. E ho notato che anche altri giocatori che hanno giocato qua l'anno scorso sono rimasti molto colpiti dal calore della città e quindi mi auguro che ci siano sempre i tifosi che sono fantastici e che ci siano anche un po' più di persone che magari decidano di metterci una mano sul cuore, una mano sul portafoglio e darci una mano, perché c'è sempre bisogno, perché purtroppo un campionato di Serie D è sicuramente un campionato più difficile da tutti i punti di vista, anche sotto il profilo economico. Grazie. Grazie a voi.